Agosto si sa è un mese decisamente impegnativo per quanto riguarda il ciclismo, siamo nella seconda parte della stagione, a maggior ragione per quanto riguarda la categoria dei dilettanti. E una delle classiche del panorama toscano, ma non solo, è il Gran Premio Chianti Colline d'Elsa di Gambassi Terme, giunto quest'anno alla 50ª edizione, da qualche anno riservato esclusivamente agli under 23, cioè ai più giovani della categoria. Una gara che è una classica, giunta ovviamente per questo alla 50ª edizione, ma che ha una bella storia e infatti questo è dimostrato anche dalle varie società al via. È una gara organizzata dalla Maltinti Lampadare, quindi non poteva che essere questa la formazione a aprire il foglio degli iscritti. Poi erano presenti la Arancucine, la Cattoli Andrea, la Ciclistica Malmantire, la Big Hunter Beltrami, la Biotraining, l'atleta della Costa Rica così come uno del Brasile, la Futura Team Rosini, la Garlaschese, la General Store, la Gragnano, la Viris Vigevano, la Mastro Marco, la Petroli Firenze, la Progit Cycling Team, la Sestese, il team Cervero, la Colpa, che l'Unione Ciclistica Pistoiese. Stiamo seguendo le immagini della partenza, le immagini preliminari poco prima di partire, appunto alcune premiazioni. Premiato il campione toscano Under 23 Nicolas Rinaldi del team Cervelo, così come è stato consegnato un premio al brasiliano Fonseca De Luna e al costarricense Carlos Molinarias, insieme al proprio procuratore, abbiamo visto proprio accanto a lui nell'inquadratura, Paolo Alberati. È stato il sindaco di Gambassi, ovviamente Paolo Campinotti, ad essere il mossiere della manifestazione, insieme appunto a Renzo Maltinti, patrona della società organizzatrice. Ci stiamo spostando con la testa con il gruppo ad andatura turistica verso il chilometro zero per la partenza ufficiale. Eccolo qua. Saranno 120 i chilometri a percorrere con il via da Gambassi, quindi la partenza ufficiale qui in via Volterrana, quindi Castelfiorentino, Dogana, Granaiolo, via Machiavelli, Castelfiorentino, Case Nuove, Varna, Gambassi Terme, quindi Montaione, Castelfiorentino, Case Nuove, Certaldo, via del Mulino, Badia Cerreto, Gambassi Terme con il Gran Premio della Montagna a Bosco Rotondo, quindi Castagno Valdelsa, San Vivaldo, Montaione e l'arrivo poi a Gambassi Terme dopo appunto 120 km. Sicuramente una gara impegnativa, quella di Gambassi, che è sempre stata come dire una bella catena di tornasole per le varie vicissitudini, cioè per i vari svolgimenti della gara, con questo arrivo posto in salita, non estrema salita, però comunque è uno strappo piuttosto arcigno che sicuramente potrebbe essere traditore per chi vorrà interpretare il finale. Primo attacco di un certo riguardo di giornata, quando siamo al 25esimo chilometro di gara. Ci stanno provando in due. Col dorsale 58 lo vediamo inquadrato Samuele Zuccarato della General Store, e insieme a lui con il dorsale 70, eccolo qua, portacolori della Viris, Samuele Rivi. Quindi due gli atleti al comando che compongono il primo tentativo di un certo riguardo, se così lo vogliamo definire, in questo 50esimo Gran Premio Chianti Colline d'Elsa di Gambassi Terme. Dicevamo appunto due gli atleti al comando, con il gruppo che per il momento non sembra interessarsi più di tanto a questa azione. Infatti andiamo a trovare il gruppo, che è segnalato a 40 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Maglie della Petroli Firenze, della Maltinti, anche del team Cervelo sulla testa della corsa. Siamo ancora nei primissimi chilometri, quindi ancora veramente ce n'è di strada per poter fare la differenza, però comunque c'è da registrare questo tentativo a due sulla testa della corsa, con il gruppo che per il momento si mantiene piuttosto a distanza ravvicinata. Gambassi Terme, eccolo qua, siamo al passaggio dalla zona arrivo per
la testa della corsa, sempre due gli atleti al comando. Rivi adesso a fare l'andatura, l'atleta della Viris davanti a Zoccarato, che adesso passa proprio a fare l'andatura. Proprio due formazioni extra-regionali, la Viris di Vigevano e la General Store, a dimostrazione proprio del prestigio che negli anni questa gara è andata via via ad accumulare. È ovvio che la società organizzatrice, quella della Maltinti Lampadari, è un po' una garanzia nel panorama ciclistico non solo toscano, quindi diciamo quando Renzo chiama è un po' difficile anche non rispondere, ma anche questa è un'ulteriore dimostrazione della storicità del progetto Maltinti e della stessa bontà della stessa squadra. Eccolo qua che praticamente ci mettiamo dopo questa serpentina nel rettilineo finale, un rettilineo che magari anche con queste immagini sarà possibile un po' visionare, può trarre molto in inganno, perché in continua ascesa fin sotto lo striscione di arrivo. Raramente, tanto per fare l'idea, raramente per la gara di Gambassi c'è stato bisogno di un fotofinish per determinare l'arrivo. Eccolo qua appunto lo striscione di arrivo con il rettilineo che per il momento è deserto, quando siamo appunto al passaggio dalla zona arrivo, con i due atleti al comando, e stanno però staccandosi degli atleti dal gruppo. Riconosciamo tra gli altri Baccio, l'atleta della Mastromarco, che anticipava di fatto il gruppo. Adesso rispetto all'immagine precedente è un gruppo dove si è decisamente alzata l'andatura, si è anche allungato, complice ovviamente il percorso, però insomma adesso sembra che si cominci un po' a far più sul serio. Infatti anche alcuni atleti stanno perdendo contatto dalle retrovie. Eccoci qua, è cambiata la situazione al 45esimo chilometro di gara, perché lo riconosciamo proprio Paolo Baccio, l'atleta della Mastromarco, si è riportato insieme ad altri 4 corridori sulla testa della corsa, quindi sono diventati 6 gli atleti al comando, perché già arrivi della Viris e a Zoccarato della General sono andate ad aggiungersi Paolo Baccio, l'abbiamo detto, della Mastromarco, poi un compagno di squadra di Zoccarato, ovvero Matteo Panarotto, dorsale 55, anche lui quindi quattacolori della General Store. Poi con il numero 80 per la Petroli di Firenze, lo vediamo adesso in seconda posizione, Yuri Colonna, e anche sempre per la stessa formazione della Petroli di Firenze il dorsale 85 Matus Stocek. Quindi 2 atleti della Petroli di Firenze e 2 della General su questi 6 atleti al comando. Quindi avevamo visto nel passaggio dalla zona arrivo un Paolo Baccio decisamente attivo, decisamente pronto nelle prime posizioni, e questo ricongiungimento alla testa va a confermare appunto il buon periodo che sta attraversando Baccio, come gran parte dei suoi compagni, nonostante, continuiamo a ricordarlo, non è un momento decisamente semplice per questa formazione, però già l'affermazione di Corradini la scorsa domenica in un'altra classica internazionale del ciclismo come il Giro del Casentino avrà portato un po' di buon umore, un po' di ottimismo nella casa Mastromarco, e comunque continuiamo a fare i nostri auguri a Antonelli, che se li merita decisamente. Lasciamole andare i 6 atleti al comando per trovare il gruppo che è segnalato a circa 1 minuto di ritardo dalla testa della corsa, ed è la formazione di casa della Maltinti, con Rido Kopsti che sta facendo l'andatura, mentre fanno buona guardia i compagni di squadra di Colonna e di Stocek, così come quelli di Panarotto e Zoccarato, che si mantengono nelle prime posizioni del gruppo, come a proteggere l'azione dei propri compagni di squadra che si trovano sulla testa della corsa. E quindi anche il campione toscano Under 23 si fa vedere comunque nelle prime posizioni, gruppo che comunque si mantiene piuttosto numeroso, con giustamente gli atleti di casa della Maltinti Lampadari e Banca di Cambiano che ci tengono ad essere protagonisti, a ben figurare in questa gara organizzata proprio dalla loro società. Ci siamo riportati sulla testa della corsa quando siamo al 70° chilometro di gara. Siamo praticamente a Certaldo, con i 6 atleti al comando che continuano ad andare di comune accordo. È Baccio adesso che sta facendo
l'andatura sulla testa della corsa, poi la volta di Rivi e via via tutti gli altri, con Stoček a chiudere questo sestetto che si è andato quindi a comporre quando era il 45esimo chilometro di gara. Adesso siamo appunto al passaggio da Gambassi per la testa della corsa, dove l'accordo continua a essere buono per gli atleti al comando, e noi quando magari passeremo dalla zona arrivo ne approfitteremo per fare una nuova situazione dei tempi del vantaggio di questi 6 atleti nei confronti del gruppo. Lo ricordiamo ancora una volta che sulla testa della corsa abbiamo 2 squadre che hanno una superiorità numerica, quella della Petroli Firenze Opla con Stoček e Colonna e quella della General con Panarotto e Zoccarato. Questo è il tortuoso percorso che porta poi all'inizio dello strappo, che porta verso lo striscione di arrivo, dove piano piano, seppur nelle zone d'ombra, comincia ad arrivare sempre più pubblico, e noi grazie anche alla nostra telecamera fissa riusciamo a vedere da una doppia angolazione il passaggio della testa della corsa. Quindi quando siamo all'80° chilometro di gara, sempre 6 atleti a comando e sempre Baccio a fare l'andatura. Cerchiamo di capire adesso il vantaggio di questo sestetto nei confronti dell'avanguardia gruppo. Eccolo qua che comincia già la zona anche transennata, che porta proprio gli atleti al passaggio dalla zona arrivo, dove non cambiano le posizioni, però sempre Baccio che si mantiene sulla testa, e poi la volta anche di Yuri Colonna che passa a fare l'andatura sulla testa della corsa. Quindi approfittiamo del passaggio dalla zona arrivo per far partire il nostro cronometro e per quantificare il vantaggio dei 6 atleti che si trovano sulla testa. Li lasciamo andare per capire un po' la situazione alle spalle. 1 minuto e 10 secondi il ritardo del gruppo, dove è sempre la formazione della Maltinti a fare l'andatura. Quindi è rimasto praticamente invariato il ritardo. Riconosciamo oltre a Coppi sulla testa a fare l'andatura anche i Pietrini col dorsale numero 7 e Morgano con il numero 5, però insomma sono vari gli atleti che si stanno impegnando e quindi praticamente non cambia la situazione, perché sono sempre più o meno 1 minuto e 10 per la precisione il ritardo del gruppo che vediamo inquadrato nei confronti dei 6 atleti che compongono la testa della corsa. Ovviamente il ringraziamento è per la Maltinti Lampadare e per la banca di Cambiano, così come alla Crocevia SRL, agenzia di rappresentanza e di articoli pubblicitari. E noi ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, quello in località Bosco Rotondo, che è posizionato circa all'85° chilometro di gara, e non cambia la situazione perché sempre 6 atleti al comando, e anche rispetto all'immagine precedente non cambia tantissimo neanche le posizioni dei 6 atleti a comando, perché è sempre Baccio che sta facendo l'andatura. Lo ricordiamo, Paolo Baccio è stato anche il campione italiano della cronometro nelle scorse stagioni, però insomma da qui a dover tirare sempre lui e anche in salita cambia il discorso. Ma era solo questione dell'inquadratura del momento, perché comunque è sempre stato buono l'accordo per gli atleti al comando. Lo dimostrano il fatto che continuano a darsi cambi regolari e che il gruppo non sembra guadagnare tantissimo. Sempre 1 minuto e 10 all'ultimo rilevamento tempi il vantaggio di questi 6 atleti nei confronti del gruppo alle loro spalle. Probabilmente con il Gran Premio della montagna di Bosco Rotondo potrebbe cambiare la situazione, ci potrebbe essere qualche cambiamento, potrebbe esserci anche qualcuno dal gruppo che magari prova ad andare a guadagnare nei confronti della testa della corsa. Adesso però col dorsale 85 è Matus Stoček della Petroli Firenze Opla che sta facendo l'andatura con il suo compagno di casacca, per il momento Colonna, che si mantiene in ultima posizione. È il turno della Viris adesso sulla testa della corsa, ma dicevamo appunto che sono regolari i cambi in questo sestetto che compone appunto la testa di questo 50° Gran Premio Chianti Colline d'Elsa Gambassi Terme. Ricordiamo da qualche anno, non tantissimi per la verità,
la gara è riservata solo ed esclusivamente agli under 23. Un'anomalia tutta italiana, quella della categoria dei dilettanti, mentre siamo al passaggio dal Gran Premio della montagna e si sprinta per il passaggio. È Baccio che si aggiudica la prima posizione, secondo Panarotto, Matteo Panarotto della General, e terzo è Rivi, Samuele Rivi della Viris. Arriva anche il gruppo dove sempre la formazione della Maltinti a fare l'andatura. Ha recuperato qualcosa il gruppo, un minuto adesso proprio all'altezza del Gran Premio della montagna. Parlavamo della categoria dilettanti pochi istanti fa, dicevamo con un'anomalia tutta italiana, quella della categoria dilettanti, perché gli under 23 sono in tutto il mondo. La particolarità, passateci il termine, degli elite è una cosa prettamente italiana e ultimamente anche alcune società si stanno indirizzando solo ed esclusivamente, così come sta facendo la Maltinti, verso il ciclismo under 23. Se non viene riformato in qualche modo un pochino più coerente il movimento, sarà questa la direzione in cui andare, anche magari verso le squadre continental, così come alcune società dilettantistiche italiane stanno pensando di fare. Qualcuno l'ha già fatto e lo stanno pensando di fare anche per l'anno prossimo. Terminata, dopo questa digressione storico barra burocratica, via dicendo, terminata la salita, torniamo in cronaca, perché adesso siamo in discesa con i 6 atleti al comando e intanto vediamo anche un bel cielo minaccioso là in fondo, però per il momento continua a splendere il sole sulla gara di Gambassi, quindi siamo in discesa con i 6 atleti al comando. Andiamo a ripetere ancora una volta la composizione degli atleti al comando. 2 atleti per la General Store, con il dorsale 55 Matteo Panarotto e con il 58 Samuele Zuccarato. 2 per la Petroli Firenze con l'80 Yuri Colonna e con l'85 Matus Stocek. Un atleta per la Mastromarco Paolo Baccio col dorsale 72 e uno per la Viris col dorsale 70 Samuele Rivi. Non promettono un granché bene quei nuvoloni là in fondo, e i ragazzi si stanno proprio dirigendo verso quella direzione. A colpo d'occhio sembrava proprio di vedere anche scendere la pioggia, potrebbe essere una mia impressione, però insomma per il momento non promettono proprio benissimo queste immagini, ma non manca nemmeno tantissimo alla conclusione della gara. Siamo ormai nella fase conclusiva e quindi potrebbe anche essere una gara asciutta questa di Gambassi. Continua ad essere buono l'accordo tra i 6 atleti al comando, ma il gruppo sta recuperando qualcosa. Infatti ci informa Radio Corsa che il ritardo del gruppo adesso è di 50 secondi, quindi hanno recuperato qualcosa lentamente e inesorabilmente, verrebbe da dire, però già in prossimità del Gran Premio della Montagna il vantaggio era di 1 minuto e adesso stanno ancora guadagnando gli atleti del gruppo nei confronti appunto dei 6 atleti che lasciamo andare, ed è sempre la formazione della Maltinti a fare l'andatura. Sulla testa della corsa è Filippo Mori adesso, che ha preso un po' il posto di Kopski, che veramente per tanto abbiamo visto sulla testa del gruppo a tirare. Formazione della Maltinti che è rimasta esclusa da questo tentativo a 6, e quindi ecco perché spiegato questo grosso impegno per andare a recuperare chi si trova sulla testa, anche perché 6 degli atleti al comando è un numero abbastanza discreto, è una fuga ben assortita, quindi magari c'è da stare particolarmente attenti. E ci siamo riportati sulla testa della corsa perché a breve inizierà l'ultima asperità di giornata, e ci sono fatta proprio per il rettilineo finale, perché appunto ci sarà praticamente sempre da salire, se non con qualche eccezione, fino a verso l'arrivo. Quindi adesso è Panarotto che passa a fare l'andatura, con Colonna che fa il suo turno sulla testa della corsa, controllando anche un po' la situazione alle sue spalle, e quindi continua ad essere unito il sestetto al comando, potendo contare anche su 2 squadre con 2 atleti. È anche più facile che ci possa essere maggior accordo con magari buona pace di Rivi e Baccio, che magari potrebbero anche risparmiarsi, cosa che però fino a questo momento non hanno
sicuramente fatto. Ed eccoli qua, i 6 atleti al comando, e continua a salire la strada sotto le loro biciclette. Sono gli atleti della General adesso che stanno scandendo il passo sulla testa della corsa. Per il momento rimane il cambio ruote alle spalle dei 6 atleti al comando, quindi per ora questo è un buon segno per i 6 atleti al comando, perché comunque Radio Corsa ci informava che il gruppo stava guadagnando alle spalle. Adesso è Stocek a fare il passo con Colonna alla sua ruota, con Yuri Colonna ovviamente a ruota di Stocek, poi Baccio, l'atleta della Mastro Marco, in terza posizione, i due della General Zoccarato e Panarotto, e a chiudere questo sestetto Samuele Rivi della Viris. Per il momento procedono appaiati, nessuno sembra voler provare a fare la differenza, nessuno prova in qualche modo a rompere l'accordo che c'è tra gli atleti al comando. Però vediamo dalla telecamera che cominciano a scendere le prime gocce di pioggia, e proprio mentre inizia a scendere la pioggia prova a scattare Yuri Colonna, che può contare ovviamente sull'apporto dei suoi compagni di squadra, sfruttando, anzi del suo compagno di squadra, sfruttando forse un po' di indecisione, o comunque calcolando che questo potrebbe essere il momento adatto, prova a scattare Yuri Colonna della Petroli Firenze e prende subito un po' di vantaggio l'atleta appunto della Petroli Firenze Opla, e vediamo come si muovono alle spalle di Colonna. Il primo che prova a riportarsi su di lui è Zoccarato, uno dei due atleti della General che fa parte della testa della corsa. Per il momento la situazione è estremamente fluida, è sempre in continuo divenire e anche i distacchi sono veramente minimi, e Zoccarato sembra che possa andare a recuperare Colonna, quindi a breve si potrebbe formare una coppia sulla testa della corsa, con Zoccarato secondo i suoi tempi andato a recuperare, o comunque sta andando a recuperare Yuri Colonna, e quindi quando praticamente siamo a 5 chilometri dalla conclusione possiamo dire che sono due gli atleti al comando. Continuano a scendere le gocce di pioggia proprio nel finale di questo 50° Gran Premio Chianti Colline d'Elso. Ovviamente lo ricordiamo, la gara è organizzata dalla Maltinti Lampadari, e quindi anche qualche difficoltà in più la pioggia per gli atleti, non che possa dar troppa noia, perché magari può essere anche rinfrescante, ma magari per gestire la bici, per guidare la bici. Si sa che quando inizia a piovere e si bagna appena la strada diventa veramente più ingestibile la situazione, sia in bicicletta ma non solo. Sembra voler attendere Zoccarato Colonna, e ce la fa alla fine a coronare il suo inseguimento Samuele Zoccarato, e proprio adesso si forma la coppia sulla testa della corsa, più o meno si forma questa coppia sulla testa della corsa, con Zoccarato che va a ricongiungersi a Yuri Colonna, quindi maglie della Petroli Firenze sulla testa della corsa insieme a quelli della General Store a guidare nella fase conclusiva questo 50° Gran Premio Chiantine Colline d'Elsa. Procedono appaiati per il momento i due atleti al comando, ma va via il cambio ruote. Questo vuol dire che il loro vantaggio sugli immediati inseguitori è un po' calato. È vero che prima il cambio ruote faceva copertura sui 6 atleti e adesso la faceva sui primi due, quindi è probabile che anche il distacco tra gli due atleti al comando rispetto agli ex compagni di fuga sia minore. E abbiamo visto già il cartello che indica 4 km alla conclusione, e prova a piazzare lo scatto Zoccarato. Si è riposato un attimo praticamente dopo aver recuperato Colonna, prova proprio poco dopo aver passato il cartello dei 4 km alla conclusione a piazzare una botta, ma Colonna non molla la ruota di Zoccarato. Continua a scendere la pioggia, ma continua anche il recupero dalle retrovie nei confronti della testa della corsa. Nel frattempo sono stati recuperati tutti gli altri componenti della fuga, quindi è stato recuperato Rivi, Baccio, Panarotto e Stoce, che al comando sono rimasti solo appunto Colonna e Zoccarato, ma praticamente ormai sono già messi nel mirino del gruppo, e quindi sta per cambiare nuovamente la situazione, ma non ci sta Yuri Colonna, non ci sta
si è un attimo sistemato, sembrava anche sistemarsi le scarpette e così via, e poi prova a piazzare un'altra botta Yuri Colonna, l'atleta della Petroli Firenze, che resosi conto che il gruppo li aveva già praticamente recuperati quando mancavano poco più di 2 chilometri alla conclusione, ha provato nuovamente a piazzare lo scatto. Rimane il suo immediato inseguitore Zoccarato, che però non è riuscito a ovviare allo scatto di Colonna, mentre continua a scendere la pioggia. Anche la strada è decisamente più bagnata da affrontare per gli atleti, ma rimangono veramente minimi distacchi, una decina forse di secondi di Colonna nei confronti del gruppo, con Zoccarato che sembra fare un po' l'elastico, cerca di gestirsi Samuele Zoccarato della General Store, che praticamente sembra aver nuovamente recuperato Yuri Colonna. Eccolo qua che si riforma la coppia al comando, ma il gruppo è lì, forse 100 metri ma anche qualcosa meno. Il ritardo del gruppo, adesso è Zoccarato che passa a fare l'andatura, ma possiamo dire che l'avanguardia gruppo si è praticamente rifatta sotto. Ci sono un paio di atleti che si sono avvantaggiati dal gruppo, che vanno a ricongiungersi alla testa della corsa, ma possiamo parlare di un gruppo compatto, magari un pochino allungato nelle prime posizioni. Continuano ad insistere Zoccarato e Colonna, davvero inesauribili le energie per i due atleti al comando, che non si danno per vinti, ma si fanno vedere anche gli atleti di casa, gli atleti della Maltinti. Eccolo qua, dovrebbe essere Murgano, infatti è così, dorsale numero 5 per Marco Murgano della Maltinti Lampadari, che ormai in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro prova a prendere decisamente il comando, continua a salire la strada e praticamente sarà così fino alla conclusione, eccezione fatta forse per un breve attraversamento proprio del centro di Gambassi. Attacca Murgano, ma forse 100 metri il suo vantaggio, forse qualcosa meno nei confronti dell'avanguardia gruppo, che comunque nel frattempo ha recuperato Zoccarato e Colonna. Si stanno avvicinando i primi inseguitori, e qui ovviamente è quasi una selezione naturale quella che avviene sul gruppo. Sembra un po' di giocare al gatto col topo, con il gruppo che non vuole lasciare troppo spazio a Murgano, ma Murgano insiste nella sua azione. È davvero grande il lavoro della Maltinti quest'oggi e meriterebbe di essere premiato con una prestazione maiuscola, quella che sta facendo Murgano, con una bella affermazione magari è quello che è nei pensieri magari del presidente Renzo Maltinti. Siamo ormai dentro l'abitato di Gambassi, una fase un po' tortuosa questa, che potrebbe essere resa ancora più viscida proprio dalla pioggia che è caduta, e praticamente gli inseguitori sono andati a recuperare Murgano. È una maglia della Mastro Marco ed è quella di Michele Corradini, dorsale 73 per l'atleta, lo ricordavamo poco fa, vincitore domenica scorsa al Giro del Casentino. Prende il comando Michele Corradini e ormai siamo già nel rettilineo finale, poco il vantaggio per Michele Corradini, che però adesso è solo il momento di insistere per l'atleta della Mastro Marco. E qui vedete proprio com'è frazionata la testa della corsa e di come vi dicevamo non ci sia assolutamente bisogno del photo finish. Arriva Michele Corradini, altra soddisfazione meritata per l'atleta ombro della Mastro Marco, che taglia il traguardo. Seconda posizione per Davide Casarotto della General, terzo Marco Murgano della Maltinti, quarto Ninci della Viganter, quinto Cacciotti della Petroli, sesto Mauti della Futura Team, settimo Fortunato della Petroli, ottavo Hernandez della ciclistica Malmantile, nono El Gusì della Vilis di Vigevano e decimo Bertone della stessa formazione. Ed ecco l'atleta stremato della Malmantile, il venezuelano veramente stremato. Noi abbiamo concluso, vi lasciamo alle interviste. Signori, ormai l'immagine stanno baciando il primo classificato, Michele Corradini. Michele, una corsa dove ti abbiamo sempre visto queste maglie del maestro Marco davanti, con un bacio fin dai primi chilometri in copertura, poi si sa benissimo la difficoltà del finale di questa corsa, 6 chilometri veramente a tutta, 6 chilometri di fuorisoglia, e abbiamo visto uscire un grande Michele Corradini. Sì, siamo stati comunque tutto il giorno a ruota coperti, grazie anche all'ottimo lavoro di Baccio che ci ha coperti nella fuga. Nelle salite stavo bene, nelle prime salite sono rimasto in controllo, poi nell'ultima ascesa abbiamo aiutato anche la Maltinti nell'andare a chiudere la fuga. Poi all'ultimo chilometro è scattato Murgano allungato, io mi sono accodato dietro a un inseguitore per poi prendere
in mano l'iniziativa ad andare a chiudere su Morgano. Sono riuscito nell'intento lì nell'ultima curva, che era anche molto insidiosa visto che è venuto a piovere proprio negli ultimi chilometri, e poi ho controllato e negli ultimi 250 metri sono uscito e sono riuscito ad arrivare da solo al traguardo. Michele, un momento per la Sensi TLC Mastro Marco un attimino non bello, per un augurio io e noi si rinnova sempre, siamo sempre a lottare. Dopo la tua vittoria anche di domenica scorsa hanno detto prendi esempio da Michele Corradini, vinci questa vittoria, è per Antonelli. Sì, Michael è stato sfortunatissimo il giorno di Ferragosto, per lui vanno i miei sinceri auguri di pronta guarigione, anche se sappiamo che le condizioni ormai sono critiche e non si vedono comunque ancora miglioramenti, la situazione è stazionaria, speriamo nel meglio per lui e questa anche oggi è dedicata a lui. Sono con il secondo classificato, Casarotto Davide, General Store, complimenti perché per essere arrivato su qua in cima dopo 6 km di salita vuol dire avere gamba e te la sei lottata proprio fine da ultimo insieme a Corradini. Sì, oggi l'arrivo era duro, l'ultima salita la conoscevo abbastanza bene, l'avevo già vista venendo qua e sapevo che era per le mie caratteristiche. Speravo di far bene e ho colto questo secondo posto. Una General Store subito attivissima fino ai primi chilometri perché nella fuga avevate già 2 uomini e poi nel finale ci era il resto di quello che è stato oggi il vostro team. Un buon team, sicuramente battuto da Michele Corradini però presente. Assolutamente, oggi abbiamo corso veramente bene e veramente da squadra. Ognuno si è mosso nel momento più giusto e quando nel finale ci siamo giocati lo sprint ovviamente ha vinto il più forte, quindi chapeau al vincitore e cogliamo questo secondo posto comunque importante. Siamo con i colori di casa della Maltinti Morgano. Marco, una fuga oramai che aveva caratterizzato quello che era stato oggi l'agonismo. Però poi a 2 km dall'arrivo si è sentito proprio attenzione signore e signori, Morgano accelera, hai proprio innescato la scintilla e ve la siete poi andata a giocare, ma è un buon terzo posto io direi qua in cima a questa esperienza veramente dura. Sì, siamo partiti con l'intenzione di far bene oggi, è andata via questa fuga di 6 corridori ed erano tutti e 6 fortissimi e infatti la mia squadra è stata eccezionale comunque a tenerli sempre lì a un minuto e mezzo e l'abbiamo poi ripresi a 3 km d'arrivo mi pare e poi ho sentito che comunque stavo bene, ho provato ad anticipare perché sapevo che c'era Corradini che comunque era più veloce di me però niente, lui oggi è stato più forte, mi ha ripreso poi ai 300 metri dall'arrivo e niente, comunque sono contento dai, mi dispiace solo per non aver finalizzato un lavoro perfetto della squadra. Però vabbè dai, sarà per la prossima volta. Ma infatti Morgano proprio sei arrivato proprio a centrare, mi hai anticipato la domanda perché avete corso veramente da squadra, i colori della Maltinti davanti, io prima ho fatto 2 parole con il patrono Renzo Maltinti, ho detto la Maltinti è protagonista nel correre ma anche nell'organizzare, veramente una società dove io credo che ce ne sia poche a livello nazionale. Sì, assolutamente, oggi dovevamo comunque onorare questa maglia anche perché non abbiamo ancora mai vinto quest'anno e ci abbiamo provato, lo dobbiamo a Renzo, lo dobbiamo a tutto lo staff della squadra, mi dispiace non aver vinto oggi ma penso che comunque di corse da qui a fine dell'anno ce ne sono, penso che prima o poi ce la faremo. Valducci, ho appena fatto un'intervista a Michele, ho detto Mastro Marco proprio ha corso da squadra con Baccio davanti però belli coperti fino in fondo e al momento giusto sono entrati in azione per aiutare la Maltinti ad adoperarsi per cercare di tenere sempre sotto controllo questa corsa e gli ultimi 5-6 km di questa manifestazione si sa che decidono sempre diciamo il podio e così è stato. Sì, veramente posso dire rimane difficile anche parlare per me perché la situazione la conoscete un po' tutti e non vogliamo. Io dico solo un grazie alla Mastro Marco, alla società, un grazie ai miei ragazzi e un grazie a Michael perché sicuramente Michele e i miei corridori quest'anno abbiamo fatto una grandissima stagione, non conta le vittorie, non contano, abbiamo fatto una grande stagione
e forse ora magari queste 2 vittorie che sono venute è solo perché i ragazzi ora forse gli mancava questa vittoria, stanno pensando a Michael, stanno pensando e probabilmente si ottengono dei risultati che magari loro sapevano di avere queste qualità. E potrei andare avanti con le interviste, però quando si dice che il ciclismo è cuore, Mastro Marco è cuore, il pedalato è cuore, questo deve essere un esempio veramente per tutti, perché Balducci, quando si parla di sport tante volte si va a prendere l'egoismo, ma lo sport è cuore e non c'è rivalità quando succedono queste disgrazie, come vi hanno dimostrato nei vostri confronti tutti i team che vi andate a incontrare tutte le domeniche. Sì, sicuramente è un modo che non ho fatto ancora, ma comincerò a fare piano piano, ma loro mi conoscono, io non sono tanto social, non sono tanto però loro lo sanno. Io voglio ringraziare veramente tutti i gruppi sportivi perché ho visto una solidarietà incredibile e quindi questo mi ha fatto piacere, non avevo dubbi. Sono cresciuto col ciclismo, il ciclismo mi ha dato tutto, gioie e anche dolori, però nel momento dei dolori ho visto sempre tanta fratellanza e quindi ringrazio tutti anche per questo. Sono con Lorenzo Parenti e Giampiero Ragionieri. Allora, si parla di Maltinti. Io prima con patron Renzo Maltinti ho detto come si fa a stare sempre in auge, organizzare tante manifestazioni così e dare anche la possibilità di correre. Questo è un po' il lavoro a 360 gradi di quello che è la Maltinti. Sì, indubbiamente la possibilità di fare un percorso a questa maniera, organizzare 5 gare e comunque portare avanti anche una squadra ciclistica è dato proprio dall'affiatamento dal gruppo, che ci consente di portare avanti degli impegni anche gravosi per certi punti di vista. Giampiero, vicepresidente di una società così storica, fa proprio orgoglio di esserlo, e poi anche oggi con un Morgano che ha lanciato, diciamo, quello slancio per riandare a ridosso dei primi e poi battuto un attimino anche da Corradini, però la maglia della Maltinti l'ha lottata fino in fondo. Niente, ha vinto un bravo corridore, poi come dicevo prima se lo meritano anche questa squadra perché per la sfortuna che hanno avuto e meno dedicheranno queste vittorie all'Antonelli. E niente, a noi ci manca una cosa sola, organizzazione insieme alla commissione si riesce a organizzare 5 gare. Quest'anno ci è mancata una cosa sola, la vittoria, però si è vinto in Albania 2 gare e siamo 10º in classifica nazionale. E quindi voglio risottolineare l'impegno perché organizzare e far correre è sempre più difficile, che io credo che quando si parla di Maltinti si parla di storia e di vittorie nella storia. Ora l'impegno è che stiamo riformando la squadra per l'anno nuovo, sempre Under 23, per vedere di contrastare questi continenti e verità, questi squadroni. Noi si guarda a fare le cose il meglio possibile, si guarda ad organizzare perché altrimenti le gare vanno a finire e niente, poi se le squadre sono più forti pazienza, noi si guarda di fare le cose il meglio possibile. Giampiero, noi ti ringraziamo e io vi assicuro che la Maltinti sarà sempre sul pezzo e la vedrete anche per la stagione targata 2019. Renzo Maltinti, l'ho già rammentato nelle interviste con le persone, Renzo Maltinti ti ho nell'obiettivo. Renzo, io a telecamera spenta ti ho fatto una domanda, se vedere se ce la fai a dirmi il segreto, ma come si fa a stare sempre in auge come stai facendo te con la Maltinti, Renzo? Diciamo tutto il gruppo che ci sostiene, tutti i miei collaboratori. E poi non siamo amici solo per le corse, noi siamo amici di vita da tanti anni, purtroppo gli anni passano per tutti, diventa la cosa sempre più difficile, però noi continuiamo nel nostro modo di fare, a chi piace, a chi non piace non ce ne frega nulla e noi siamo così, però credo che tanti dovrebbero lavorare anche loro, perché noi come gruppo sportivo si fa 5 gare. E sarebbe l'ora che cominciassero anche altri gruppi sportivi a organizzare qualcosa, perché non lo so quando, ma prima o dopo se finisce la Maltinti come diano ad altri, poi c'è problemi, ce ne saranno tanti, però in questo momento non vedo una società che possa rimpiazzarci con l'organizzazione farlo, sotto questo punto di vista. Anche nel pedalato, oggi nell'agonismo, la Maltinti è quella che ha cercato veramente di riuscire a ricucire quello strappo che si era creato in questa fuga. Eravate rimasti fuori dalla fuga, ma i ragazzi sono impegnati fino dall'ultimo giro per rientrare sopra, e poi Morgano grande azione negli ultimi 3 chilometri. Noi abbiamo fatto un cronometro, non abbiamo fatto una corsa, oggi abbiamo fatto un cronometro, senz'altro
io dalla macchina pensavo che Morgano stasse bene, perché se no era inutile fare un agonometro per portarlo più vicino possibile. Poi si sa che in questo momento la maestro Marco, specialmente Corradini, che io ho visto vincere il Casentino, ha una marcia in più. Basta, chiuso, non vogliamo dire altro. E per questo 2019 ho saputo già a voci di corridoio che Renzo Martinti è già in azione, perché il 2019 ho detto oramai Martinti è già in azione per un 2019 scoppiettante. Se non sei in attivo vuol dire arrivi tardi e prendi solo quello che è rimasto degli altri. Noi non vogliamo fare questo. Signore e signori, non ha bisogno di presentazioni, ma vi presento Renzo Martinti. Ti ringraziamo e alla prossima. Grazie a voi e grazie a tutti.